Il mondo in una valle, architetti, turismo, territorio, giornata di studi dell'Ordine di Agrigento, insieme ad una delegazione della Core di Enna. Gloria Scafè. Partendo dal presupposto che Agrigento è una città a vocazione turistica, per rispettare tale predisposizione occorre sfruttare tutte le risorse del territorio che possano favorire il turismo. Il tema è stato attenzionato dall'Ordine degli Architetti della provincia di Agrigento, che ha ospitato i partecipanti alla Core International Winter School organizzata da Fabio Naselli dell'Università Core di Enna. Presenti dunque docenti e studenti universitari provenienti da tutto il mondo. Si è parlato di un nuovo modo di pensare al turismo. Il turismo di relazione integrato è un modello di sviluppo e non un'ennesima forma di turismo, spiega Fabio Naselli, che vede il turismo come veicolo per lo sviluppo di tutte quelle risorse territoriali che non fanno parte dei grandi attrattori turistici, in particolare quelle collocate nelle aree interne della nostra regione. Il turismo tradizionale predilige i grandi attrattori e in questa maniera scavalca la vita delle comunità. Scavalca l'uomo, scavalca le attività, scavalca tutta quella ricchezza che solitamente si chiama identità locale, che invece ha un valore soprattutto in una forma di turismo un po' più colta. Noi possiamo immaginare che i grandi attrattori possano continuare ad avere il loro ruolo nel turismo industriale, ma che un'altra forma di turismo che appunto si basa sulle relazioni e integrazione fra le risorse che fondamentalmente attengono alla ricchezza locale, quindi la produzione artigianale. Noi sappiamo di avere anche delle eccellenze, la produzione agroalimentare, anche quello lì, la gastronomia, i beni culturali sparsi, perché la Valle dei Templi è sicuramente un patrimonio di beni culturali di grande rilievo, ma Agrigento c'ha tante altre cose, a partire dal centro storico che in questo momento mi sembra abbastanza abbandonato. L'incontro ha evidenziato la centralità dell'architetto in questa nuova idea di turismo. Si parla di turismo perché noi crediamo che oggi l'architetto possa avere un ruolo fondamentale nello sviluppo dei flussi turistici della nostra regione, dichiara Massimiliano Trapani, presidente dell'Ordine Provinciale degli Architetti. Parlando di turismo parliamo di territorio, parliamo di paesaggio, parliamo di centri storici, parliamo di centri urbani, dove la figura professionale dell'architetto è una delle figure fondamentali appunto per quanto riguarda la salvaguardia, la ristrutturazione, la rigenerazione, il riuso di queste porzioni di territorio, quindi queste porzioni di paesaggio, questi centri urbani che debbono poi essere il volano per il rilancio turistico della nostra regione, che oggi obiettivamente diventa l'unica fonte di salvezza economica. Intanto l'ente parco Valle dei Templi di Agrigento, in linea con il nuovo percorso, sembra muoversi in un'ottica di differenziazione dell'offerta turistica. Proponiamo non solo l'archeologia, che è un'offerta classica del parco, ma per esempio anche il paesaggio, e lo stiamo facendo attraverso varie formule. Uno per esempio è quella di costruire degli itinerari di tipo ambientale che sono in corso di realizzazione in questo momento e che stiamo cominciando a promuovere. Dall'altro aprendo la valle ai cittadini attraverso un sistema di concessione degli spazi a privati o ad associazioni, con il duplice scopo di far conoscere il territorio, nello stesso tempo mantenerlo attraverso attività di piccola manutenzione e di cura del territorio stesso, e dall'altra lanciare anche la possibilità di uno sviluppo economico e produttivo del parco, cosa che abbiamo già cominciato a sperimentare attraverso la produzione e la vendita del vino o dell'olio.